In via Giustizia a Mestre potrebbe sorgere una moschea. Dove? Proprio nell'ex falegnameria, luogo di rifugio per sbandati e tossicodipendenti che da anni rendono la vita impossibile a chi lavora e transita nella zona, anche per la presenza del drop-in. Mi sono arrivate delle proposte da alcune persone, io ho ben accolto queste proposte, sono venuto a vedere questo posto e potrebbe essere una soluzione sia per le persone che vogliono avere un posto di culto, sia per tanti italiani che comunque molto spesso vedo che si lamentano perché in zona Intiasparo, comunque a Mestre, ci sono tanti bengalesi che si radunano. Questo potrebbe essere una soluzione anche per le donne che si vedono, magari facciamo dei laboratori, magari facciamo dei corsi, facciamo delle cose per farli in modo da viverli una vita, diciamo, dignitosa. Io sono sempre stato contrario ai luoghi di culto sotto i condomini, dentro un garage, dentro i capannoni, perché non dà dignità alla persona, perché chi va a pregare cerca un contatto con Dio e vuole stare tranquillo, quindi avere un posto dignitoso, bello, dove andare a passare del momento di tranquillità è una cosa, secondo me, che ogni persona deve avere diritto. In questo modo il vantaggio sarebbe doppio: un luogo di aggregazione in più per la comunità bengalese e la riqualificazione della zona, ma, evidenzia Aulader, dipenderà molto dal comune. Io colgo l'occasione per chiedere alle istituzioni che comunque ci diano una mano se è possibile. Non chiediamo soldi, non chiediamo niente, chiediamo solo le autorizzazioni, le cose scritte, perché se dobbiamo investire dei milioni vogliamo avere la certezza che questo posto sia un posto stabile e tranquillo. Un'idea colta favorevolmente anche dal titolare della carrozzeria, che da anni denuncia la situazione chiedendo un intervento. Parlando con lui ha una bella idea. Qua bisogna essere presenti giorno e notte, bisogna veramente, se si fanno delle cose per disincentivare tutte queste cose strane che succedono durante il giorno, durante la notte, io sono ben favorevole e sono disposto anche a collaborare. Il Papa ha detto che ci dobbiamo rispettare, dobbiamo essere, la vita è una solo, dobbiamo volersi bene, non dobbiamo farci la guerra, dobbiamo volersi bene. E poi un ulteriore appello al comune. Penso che voglia risolvere, penso che sia il momento di farlo, che sia il momento di dare una dignità a chi lavora in via Giustizia, a chi ci vive da anni.